Francesco Calzona. Ah, sì. È un cognome singolare, vero, Medeo Colella? Beh, sì, Francesco Calzona oggi per noi è un cognome molto popolare, ma sapete che questo cognome a Napoli era già molto conosciuto a inizio Novecento. Beh, voi sapete poi, molta gente, come devo dire, i grandi autori napoletani non si potevano far scappare un cognome con un doppio senso così evidente. C'è stato un Calzona Pomiez, insomma. Voglio solo citare quando Edoardo Scarpetta fece la famosa causa, no, contro Gabriele D'Annunzio. Attenzione, scusa, ma vedi, ancora non si mena da solo. E fallisce. Vabbè, era ostacolato Vai, sicuramente. Amedeo. I grandi scrittori napoletani non se li fanno scappare sti cognomi. Gabriele D'Annunzio era difeso da Enrico Cocchia e allora il nostro Edoardo Scarpetta, quando ci fu la famosa causa, dopo la requisitoria del Cocchia affermò: ma che cacchio, ma Cocchi, stu cacchio di Cocchi. Quindi voglio dire, alla fine quindi sti cognomi hanno sempre stimolato la fantasia degli autori napoletani. Ugo Ricci, direttore del Mattino, vice direttore quando chiamato da Edoardo Scarfoglio quando Matilde Serrato andò via, andava tutti i giorni sotto la galleria a mangiare in un famoso caffè che si chiamava Caffè Calzona. Guarda caso poi le coincidenze storiche. Francesco Calzona, Ciccio, prima di diventare allenatore, faceva un rappresentante di caffè, come è noto, andava vendeva caffè appunto nelle squadre. Nel 1905 Ugo Ricci scrive una macchietta favolosa che si chiamava proprio Caffè Calzona, perché questo caffè era gestito da due fratelli che si chiamavano i fratelli Calzona e peraltro dopo il Gambrinus a Napoli non ce n'era per nessuno. Il Caffè Calzona era il caffè più famoso di Napoli e oggi c'è un grande attore napoletano, Umberto Tommaselli, al quale ho chiesto di recitare per noi Caffè Calzona, un omaggio a Ciccio. Umberto un omaggio a Tommaselli. Ciccio Calzona. In fatto di caffè, presentemente non vedi meglio del caffè Calzona. Questa è la mia modesta opinione, sempre secondo il mio modo di vedere. Certo, io là ci passo le giornate intere, sbrigo affari, combino appuntamenti, ripeto a tutti, amici e conoscenti, Rindo Calzona l'ha trovata a me. E la piccerella mia che mi vuol bene lo dice sempre, in conversazione. Ah, quando io lo vedo da fuori o Calzona, parola mia fare non so che. E tutte le sere, verso le 9 e 9 e mezza, sia solo, sia che la stessa piccerella, scendo, ma metti dalla carrozzella e puntualmente me ne vado là. Dice, e perché non cambi? Per la sera. Cambio. E a quale scopo se non c'è ragione? Tanto mo' mi sono fatto in tuo calzone, qual è lo scopo di andarla a cambiare? E la sento musica, leggo libri e forse sarò stato fortunato, ma in tuo calzone non mi sono mai amusciato. Che molto raramente, la verità. Ieri sera è venuta una signora, la quale pensando che io fossi il padrone del caffè, rimase sì affascinata dalla conversazione che ricetta: ah, come mi piace mi intrattenere nel vostro calzone, ah, e poi che servizio che vi fanno in quel locale e che bontà di consumazione. Quando voi consumate il tuo calzone, credete a me, vi sentite i consulati. Io poi ci mangio addirittura, certo non sempre, no, quando mi riesce, perché sono certo di trovarci il pesce, fresco, e la carne di prima qualità. Andateci voi pure, sì, a nome mio. E poverimma, se non alluccate pie, riceve buono. O piezza di carne che si trova in tuo calzone, a un'altra parte non lo può trovare. Umberto Tommaselli, Caffè Calzona, la macchietta scritta già nel Novecento da Ricci, meravigliosa, grazie, straordinaria l'interpretazione. Non potevamo non dedicarlo al nostro grande allenatore. Mo speriamo al secondo gol. Io mi metto di là e aspetto. E aspettiamo anche noi te per un'altra sorpresa. Allora, Grazie. a dopo. Ad Umberto Grazie mille, Tommaselli. a dopo. Intanto a proposito